Benvenuti, oggi è domenica 24 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:48 e tramonta alle 16:44. La luna si leva a mezzanotte 17 e cala alle 13:23. Oggi si celebra Santa Flora di Cordova. Il nome Flora è di origine latina e significa fiore. Oggi, 24 novembre, si celebra la giornata mondiale dei gemelli siamesi. Su iniziativa dell'Arabia Saudita, le Nazioni Unite adottano da quest'anno la World Conjoined Twins Day. I gemelli siamesi sono una coppia di gemelli identici uniti in una parte del corpo dalla nascita. La stima del verificarsi di questo raro fenomeno oscilla tra una nascita su 50.000 ed una su 190.000 e probabilità maggiore per il sesso femminile. Questa celebrazione è volta all'aumento della consapevolezza sulla condizione dei gemelli congiunti per promuovere i loro diritti e la loro inclusione sociale. Auguri a Vanessa Incontrada, attrice showgirl nata a Barcellona 46 anni fa. Dopo aver condotto alcuni programmi televisivi di successo come Non Solo Moda, nel 2003 debutta sul grande schermo con il film Il cuore altrove di Pupi Avati. Nel 2004 conquista definitivamente la popolarità, affiancando Claudio Bisio nella conduzione di Zelig. Festeggia oggi 51 anni Paola Cortellesi, appena tredicenne presta la voce a Cacao Meravigliao, sigla del programma Indietro Tutta. Quindi la carriera di comica e attrice fino al David di Donatello per il film Nessuno mi può giudicare. Nel 2020 la vediamo recitare nel film Figli e nella miniserie TV Petra. Nel 2021 interpreta Monica nel sequel del film del 2017 Come un gatto in tangenziale, ritorno a Coccia di Morto. Lo scorso anno ha esordito come regista con la pellicola C'è ancora domani, 10° film col maggiore incasso in Italia. E infine compie 74 anni Diego Dalla Palma, uno dei più grandi truccatori a livello mondiale, al punto da essere soprannominato dal New York Times il profeta del make-up made in Italy. Da settembre 2020 è opinionista a Italia Sì, programma televisivo con la conduzione di Marco Liorni. La scienza non aveva mai messo in discussione l'origine divina del mondo, fino alla pubblicazione de L'origine della specie di Charles Darwin il 24 novembre 1859. Nel 2008 la Chiesa anglicana riconosce che la teoria dell'evoluzione di Darwin ha dato un nuovo corso alla scienza. Da quel momento ogni 24 novembre si tiene l'Evolution Day. Ma da dove si ricava l'idrogeno? L'idrogeno forma lo 0,15% della crosta terrestre e si ricava per lo più da combustibili fossili, in particolare da gas naturale. Uno dei metodi più usati è il reforming del metano. Il metano viene inserito in delle cisterne e viene in parte bruciato per fornire energia e in parte depurato. I vapori della reazione vengono appunto depurati e permetteranno di ricavare dell'idrogeno puro da poter poi utilizzare in vari campi dell'energia. Buona domenica ai 12. Oggi la Luna si oppone a Saturno e in entrambi quadrano a Giove. Tra ciò che si vuole ambire e ciò che si ha, oggi il compendio per i 12 sarà relativamente facile. Vediamo come, Ariete. Siete in una nuova condizione di vita come gli astri vi avevano proposto e promesso, e adesso con i vostri nuovi poteri e le vostre nuove possibilità, non accontentatevi proprio, è il consiglio delle stelle, siate ambiziosi.
Toro, la giornata di oggi prevede assolutamente un voler fare pace un po' con le aspettative e con le condizioni nuove. Qualcosa del passato è andato finalmente via e una nuova storia potrebbe iniziare nella vostra vita pratica, logistica e anche affettiva. Il tutto sta semplicemente nell'accettazione di ciò che bisogna lasciare andare, ma oggi con il partner i discorsi saranno molto romantici e morbidi. Gemelli, la giornata di oggi vi vede come uno dei protagonisti di questo assetto planetario che vede proprio una crisi di Giove, un Giove che rinuncia finalmente a delle aspettative un po' troppo grandi per le sue possibilità. I Gemelli oggi avranno una grande fase autoaccettativa, non solo della situazione, ma sapranno dare buoni consigli anche a chi sta intorno. Cancro, giornata oggi molto interessante proprio perché la Luna vi fa sognare di alcune relazioni e di alcune condizioni che potreste sviluppare. Non fibrillate subito e dismettete i facili entusiasmi. I transiti devono ancora essere un pochino più clementi con voi per attuare alcuni progetti che avete in mente, famiglia e affetti. Dovranno essere curati oggi in una maniera molto accudente. Leone, la giornata di oggi è una giornata che vede dei transiti planetari che vi obbligano un po' a lasciare andare le cose per come vogliono essere lasciate andare, un po' come il mare, non lo si può domare del tutto. Cercate invece di rendervi conto di quanto avete costruito a livello affettivo e anche se c'è qualche gelosia con il partner, abbiate coscienza che per adesso è un buon momento. Il sole in trigono vi dà forza e carisma. Vergine, la Luna oggi continua a stupire nei vostri gradi opponendosi a Saturno e quadrando a Giove, ma un trigono di Venere vi fa vedere tutto in una maniera più morbida e assolutamente affettiva. Dovrete solo dismettere, secondo le stelle, delle aspettative sul lavoro e sui guadagni che sembrano un po' fuori portata. Ridimensionate un po' i progetti e cercate di entrare nell'ordine di idee che è meglio fare poco ma bene. Bilancia, giornata oggi interessante visto che la Luna vi suggerisce delle emozioni e degli stimoli molto particolari. Il Sole dall'amico Sagittario vi porta via e qualche amico vi proporrà un'uscita oppure vi ospiterà oggi a casa. Passerete una giornata un po' diversa dal solito, lasciatevi condurre e stupire. Oggi ospiti comunque. Scorpione, giornata oggi che vede nel cielo un assestamento planetario che vi porta fortuna proprio perché sono i pianeti in pesce a dialogare molto con voi. Una luna amica vi convince che tutto sta andando per il verso giusto. Oggi è una giornata che potreste dedicare al riposo, posto che potrete parlare con un amico fidato, con qualche familiare di tutto quello che sta succedendo, fare un punto della situazione e di progetti futuri che sembrano poter essere ora realizzabili. Sagittario, giornata oggi che prevede il vostro sole avere un bellissimo rapporto con i sogni, con Nettuno, magari andare al mare, andare lontano o essere comunque più scevri da tutta una serie di condizionamenti che non vi servono più. Siate comunque contenti del fatto che avrete sempre più margini per spaziare verso la vostra nuova libertà conquistata. Capricorno, giornata interessantissima visto che la bella Venere dialoga in un bel trigono con la Luna in Vergine e non si perde neanche il sestile con un Saturno solido e concreto. Giornata romanticissima e piena di decisioni importanti che riguardano l'amore, la coppia e la famiglia. Ottima situazione stabile in tutto il resto della vostra vita. Acquario, Plutone forma tantissimi aspetti in questo suo muoversi nei vostri gradi pieno di variegate aspettative e anche di grande fascino e carisma. Questa è una domenica di passioni per voi Acquario, quindi godetevela e staccate anche il telefono. Pesci, giornata veramente interessante visto che il Sole e Nettuno dialogano bene e quindi vi riportano nel vostro mondo affettivo, empatico e dei vostri sogni. Oggi probabilmente vedrete una persona che non vedete da tempo, vi occuperete in famiglia di qualcuno che ha bisogno un po' della vostra presenza. La parola zibibbo deriva dalla parola araba zabib, che vuol dire uvetta. E
e descrive il vino dolce che si ottiene. Il 24 novembre del 2014 a Parigi l'UNESCO ha inserito lo zebibbo di Pantelleria nella lista dei patrimoni immateriali dell'umanità. È la prima pratica agricola al mondo ad aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento. Quando qualcuno esagera e ha una reazione davvero eccessiva a un evento o a una notizia, possiamo usare l'espressione get a grip, letteralmente traducibile con tenere la presa, per dirgli di darsi una calmata e di stare calmo. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il pittore Henri de Toulouse-Lautrec. Dopo aver trascorso un'infanzia idilliaca nei castelli di proprietà della famiglia, vive un'adolescenza traumatica. 2 brutte cadute gli procurano la frattura della testa, del femore, di entrambe le gambe. Questo, sommato a una malattia genetica dovuta a quanto pare a matrimoni tra consanguinei, sarà per lui una condanna, rendendo il suo aspetto grottesco e cambiandogli radicalmente la vita. A Parigi frequenta la zona di Montmartre di degrado, dove eccentrico tra gli eccentrici si esprime totalmente. Lo si può infatti definire il padre della moderna pubblicità. La vita dissoluta presenta però il suo conto. La sifilide, l'abuso di alcol e droghe gli sono infatti fatali. Henri muore a soli 36 anni. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vita è come andare in bicicletta. Se vuoi stare in piedi, devi muoverti. E lo so che oggi è domenica, quindi muoversi dal letto può risultare un po' difficile, ma per questo ci siamo noi, per poter iniziare insieme un nuovo giorno con tante novità e fatti dal mondo. Buona giornata dalla vostra Martina.